Il mare sta inghiottendo la spiaggia ed il bosco di Eraclea Minoa per incuria della politica e per le modifiche infrastrutturali realizzate a pochi chilometri dalla spiaggia, provocando danni ambientali e danni economici, in quanto le numerose attività imprenditoriali hanno dovuto spostarsi o chiudere. A dichiararlo il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino, già presidente della Commissione Ambiente all'ARS, che ha depositato un'interrogazione con richiesta di risposta urgente al presidente della regione e l'assessore per il territorio ed ambiente, in cui spiega come la Regione siciliana ha provveduto al finanziamento di un progetto di oltre 4 milioni di euro per salvare la spiaggia di Eraclea Minoa, ma ad oggi, così come hanno sottolineato l'Associazione Mare Amico di Claudio Lombardo ed i rappresentanti del Movimento 5 Stelle Giovanni Ticaro, Ignazio Corrao, Giuseppe Chiazzese e Michele Sodano, non si sia mossa una sola ruspa per far partire i lavori. Il progetto, redatto dagli uffici del commissario di governo per il dissesto idrogeologico, porrebbe un argine al processo di erosione del tratto di costa che va da Capobianco verso est. Ricordo a me stesso, dichiara Trizzino, come il presidente della regione nel maggio scorso aveva preso impegno a finanziare l'opera per tutelare l'ambiente e la costa agrigentina, ma ad oggi non si è mosso nulla. Il governo regionale, dichiara ancora il deputato, provveda alla realizzazione del progetto di ripascimento artificiale del litorale prima che sia troppo tardi. Alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle ha risposto l'onorevole Giussi Savarino, sostenendo che gli interventi per il rifacimento del litorale in erosione di Eraclea Minoa sono stati già inseriti tra gli interventi con copertura finanziaria mediante il Patto per il Sud. Ho preso un impegno con il territorio della provincia di Agrigento per risolvere in maniera definitiva il problema e lo porterò a termine, dichiara Giussi Savarino. Chiedo al governo una rapida conclusione dell'intera vicenda burocratica. Il presidente della regione ha mostrato subito la disponibilità ad occuparsi della vicenda, riuscendo a finanziare i lavori. Con l'economia ottenuta sui fondi del Patto per il Sud, adesso è il momento di dire basta alle polemiche sterili e di agire in sinergia, dichiara ancora l'onorevole Giussi Savarino.